Gana. A rimetterci potrebbero essere gli stessi dipendenti, lo pensa l'assessore Venturini sulla proposta di legge che regolarizza le aperture domenicali dei negozi. All'Università di Padova faccia a faccia tra il ministro Erika Stefani ed il presidente del Veneto Luca Zaia sull'autonomia e il federalismo con l'impegno di chiudere entro ottobre. Mentre tornano gli incontri dei cittadini alla Biscuola, il comitato spontaneo si rivolge all'amministrazione: non possiamo fare tutto noi, serve un intervento dall'alto. Dopo un mese di allontanamento è tornato ad imperversare su Marghera il tunisino violento ed aggressivo, preoccupazione fra i cittadini. Favaro, il memorial Giuseppe Mannuca, il ragazzo che ha perso la vita sulla Jesolana, sul campo da calcio, i suoi amici contro l'associazione Magistrati di Venezia e Treviso. Torna questa sera alle 21:15 il Ring, il talk show di Antenna 3, la politica alle corde sui grandi temi profughi, autonomie e tasse, promesse irrealizzabili? Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque li avete sentiti i titoli di questa sera. A rimetterci potrebbero essere gli stessi dipendenti, lo pensa l'assessore Venturini sulla proposta di legge che regolarizza le aperture domenicali dei negozi. Sentiamo. Ha preso il via alla Camera l'iter per regolarizzare le liberalizzazioni del governo Monti sugli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato che entro l'anno il governo ha intenzione di approvare una legge che impone uno stop nei fine settimana e nei festivi per centri commerciali e negozi, con delle turnazioni. Una questione di cui si parla da tempo e che in questi giorni vede opinioni contrastanti tra consumatori, categorie e dipendenti stessi. Critico l'assessore Venturini, che vede in questo governo poca voglia di pensare alla crescita del paese. Credo che vada trovato un punto di equilibrio. È evidente che ogni manovra di questo governo ultimamente è tesa a non far crescere questo paese. Il mio timore è che con questa manovra in qualche modo a punire siano gli stessi commessi e le persone che potrebbero restare a casa da eventuali licenziamenti. Credo invece che sia opportuno trovare dei modi e dei tempi in cui si possa fare attività nella famiglia, che le persone possano restare a casa nei weekend, ma potenziando i contratti, rivedendo i contratti e non intervenendo con una legge che in qualche modo prefigura, secondo me, il rischio di licenziamenti. Quindi da una battaglia giusta, cioè dare alle persone i tempi per stare in famiglia e per stare la domenica a casa, che secondo me è sacrosanto in alcuni settori, non vorrei che si trasformasse in un tema di licenziamenti, chiusure o comunque di una repressione nell'economia. Della stessa opinione Federdistribuzione, secondo cui lo stop alle aperture domenicali bloccherebbe i consumi e metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro, a tutto vantaggio dello shopping online oltretutto. Molto soddisfatto della proposta invece il direttore di Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, Franceschi. Finalmente, ha commentato, il Parlamento sarà chiamato ad esaminare una proposta che metta un freno alle aperture domenicali e festive, riportando così l'Italia al pari di altri paesi europei moderni ed evoluti. Favorevole al dialogo anche Confcommercio Veneto. Auspichiamo, scrivono in una nota, che ci sia una fase di dialogo e di ascolto per affrontare il tema nel merito, evitando gli errori del passato, con l'obiettivo di tenere insieme le esigenze di servizio dei consumatori, la libertà delle scelte imprenditoriali e la giusta tutela della qualità di vita di chi opera nel mondo della distribuzione commerciale. Siamo alla cronaca, paura per un escursionista di Mirano, ruzzolato per 20 metri, è stato salvato dal soccorso alpino. Se l'è vista brutta domenica verso le 22:30 un escursionista miranese che insieme ad un amico stava percorrendo l'alta via numero 7 quando hanno deciso di scendere lungo un canale tra i muri e il Brut Pass. Dopo essersi resi conto di non riuscire a procedere, però sono tornati indietro e lì lo scivolone per circa 20 metri sul ghiaione, che ha causato diverse contusioni al punto da impedire al miranese di ritornare.
Il compagno d'avventura, a causa della copertura telefonica assente, ha quindi deciso di tornare da solo per contattare il 112 e poter chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino dell'Alpago che ha posto il campo base a Campitello. Gli operatori, dopo aver raggiunto l'escursionista che aveva lanciato l'allarme, rimasto in vetta per poter essere rintracciato più facilmente, hanno mantenuto il contatto vocale con l'infortunato, senza però muoversi in direzione del canale per scongiurare il rischio di far rotolare sassi a valle durante la discesa. I soccorritori hanno quindi atteso fino alle prime luci dell'alba l'eliambulanza di Trento, rassicurandosi mano a mano sulle condizioni del ferito. Mentre il tecnico predisponeva il recupero, l'elicottero ha imbarcato la squadra e il secondo escursionista, trasportandoli a Pianformosa, per poi tornare a prendere l'infortunato e condurlo all'ospedale di Belluno per tutti gli accertamenti del caso. Ed ora parliamo di autonomia e federalismo, perché a Padova c'è un faccia a faccia tra il ministro Erika Stefani e il presidente del Veneto Luca Zaia. Per noi lì a Padova c'è Federico Fusetti. Fusetti, buonasera. Il presidente Emiliano ne ha già fatto, Buonasera Daniela, questa è l'aula magna del BOL, l'Università di Padova, e come dicevi il ministro per gli affari regionali Erika Stefani e il governatore del Veneto Luca Zaia stanno parlando di autonomia e di federalismo. Lo stanno facendo davanti a una platea di parecchie centinaia di persone, ma non sono tutti giuristi o economisti, ci sono molti cittadini comuni che vogliono conoscere un po' più nel dettaglio quelli che sono diciamo, i temi, ma soprattutto anche quali potrebbero essere i margini di accordo e il futuro di questa trattativa con il governo, e si respira un'aria di moderato ottimismo, direi, da parte soprattutto dei due protagonisti, cioè di Erika Stefani e di Luca Zaia. Si è scesi anche nel dettaglio delle varie materie. Il ministro ha spiegato che verrà fatta una commissione per ognuna delle materie richieste dalla regione, una commissione alla quale parteciperanno la regione, il Ministero per gli affari regionali, e poi di volta in volta i ministeri legati ad ognuna delle materie per le quali il Veneto vuole l'autonomia. Si è parlato anche di soldi. Luca Zaia ha chiesto che rimangano in Veneto i 9 decimi dei proventi raccolti, dei tributi raccolti, e il ministro ha detto che probabilmente sarà così, che questi saranno anche i contorni economici, e ha dato anche una scadenza precisa per quello che riguarda la trattativa che come sappiamo dovrà passare attraverso il Consiglio dei Ministri e poi verrà discussa alle Camere. Quale sarà anche il rapporto con il Movimento 5 Stelle su questo tema? Ecco, abbiamo raccolto queste risposte soprattutto da parte del Ministro, una battuta anche dal governatore Luca Zaia. Le sentiamo insieme e poi restituisco la linea allo studio. Guardate, noi siamo pronti con il progetto, con il Ministro, stiamo facendo un bel lavoro, vi confermo le 23 materie e poi vi stupiremo con effetti speciali. Non è che la prima materia è raddoppiare il numero di dipendenti della regione? No, la prima materia è togliere i soldi a chi li ha e darli a chi non li ha. I cittadini cosa possono aspettarsi da questa serata? Beh, oggi è un gran bel dibattito, un confronto. L'autonomia, signori, non è una questione sicuramente facile, decisamente delicata, e sicuramente è in queste mura dove insomma ci si formano anche le grandi professionalità, ne potranno venire anche degli ottimi spunti. Io mi aspetto questo. Perché arrivi l'autonomia in Veneto, Ministro? Io spero e auspico molto brevi. Io ho la mia intenzione, il mio programma è quello di poter portare una bozza di intesa affinché possa essere discussa almeno all'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri entro il 22 di ottobre. Il governo sarà con lei, anche la parte del 5 Stelle? Di questo sono certa. C'è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che io ho previsto fin dall'inizio per trattare della questione dell'autonomia è coinvolto decisamente il Movimento 5 Stelle. Fontana, intervistato oggi da Libero, dice che la Lombardia sarà autonoma tra un anno. Ah, l'ho letto, ma per me anche prima. Soldi? Cosa vuol dire per il Veneto? Allora, sicuramente una gestione da parte del Veneto delle risorse in modo da avere anche una maggiore responsabilizzazione della spesa. Secondo me il grande obiettivo dell'autonomia è di quello di portare non solo il nucleo di decisione più vicino ai cittadini, ma anche la capacità proprio di gestione delle risorse. 9 decimi è credibile come orizzonte?
Bene, ringraziamo Federico Fusetti e Federico Civotto che sono lì per noi a Padova. Andiamo avanti. Mentre tornano gli incontri cittadini alle Bissuole, il comitato spontaneo si rivolge all'amministrazione. Non possiamo fare tutto noi, serve un intervento dall'alto. Sentiamo. Dopo l'esperienza positiva della scorsa primavera, tornano a partire da mercoledì 12 settembre gli incontri pomeridiani nel centro civico Bissuola, fortemente voluti dal comitato cittadino e dalla municipalità di Mestre per rivitalizzare la zona e dare un segnale forte. Soprattutto la necessità è quella di rendere più vivo il centro civico, perché il centro civico è un luogo che lentamente si sta svuotando di servizi, di uffici e di servizi. Deve essere anche un presidio dei cittadini, dove i cittadini possono svolgere le loro attività, possono parlarsi tra di loro, possono confrontarsi, possono portare avanti le istanze. Se ci guardiamo attorno, il teatro al parco è chiuso e nonostante le ripromesse non sono partiti i cantieri. Ci guardiamo attorno, il parco ha tutta una serie di problemi che sapete tutti, sia di presenze strane, anche se qualcosa si è fatto sul piano della maggior sicurezza e della legalità, però siamo preoccupati come municipalità per il proseguo delle attività sportive, quindi della polisportiva Bissuola, della bocciofila, della piscina e anche per la presenza delle attività sociali. L'obiettivo è chiaro. Perché con la presenza dei cittadini che vengono al centro civico del Parco Albanese ci sia un'affluenza normale, una vivibilità normale in questa parte della città. Da quando l'amministrazione ha deciso di chiudere numerosi uffici, compreso quello dei vigili, i disagi si vedono, evidenzia Conte. Non si può vedere gli immobili istituzionali solo contenitori di uffici, che non dicono niente, devono essere uffici che vivono, che si rapportano con i cittadini, come era prima l'anagrafe. C'era un andare e venire dei cittadini, quindi lo stabile era vissuto, si allontanavano le presenze perché se c'era a un certo momento una presenza di cittadini, certe presenze erano meno integrate con questo, e poi c'erano i vigili che in qualche maniera, seppure stavano in ufficio poco ma uscivano, si sapeva che c'erano e quindi era una sicurezza per i cittadini. Per questo il comitato cittadino si appella ancora una volta all'amministrazione. Non è che possiamo andare sempre noi come cittadini, mettendoci il nostro lavoro, il nostro impegno, il nostro tempo a organizzare le cose. Dovrebbe essere a un certo punto l'amministrazione comunale che deve prendere in mano la situazione e decidere cosa mettere all'interno del centro civico e organizzare l'amministrazione, organizzare degli incontri di carattere culturale, in modo che non sia tutto abbandonato, perché l'abbandono crea degrado. Siamo alla cronaca. Dopo un mese di allontanamento è tornato ad imperversare su Marghera il tunisino violento e aggressivo che, come ha specificato il presidente della municipalità Gianfranco Bettin, per settimane aveva seminato il panico sul territorio. L'uomo era stato trasportato prima a Torino e poi a Bari in attesa di espulsione, ma per motivi che in questo caso non conosciamo, ha commentato Bettin, è tornato ancora una volta a Marghera. Il tunisino è stato già segnalato con la solita strafottenza nei bar del centro della città Giardino. Amaro il commento di Bettin: provocatore, prepotente come sempre, il suo comportamento mette a rischio gli altri e però ormai anche se stesso. Chiediamo che venga allontanato subito e in modo definitivo prima che accada il peggio. L'uomo era stato arrestato lo scorso agosto, quando i poliziotti del commissariato di Marghera l'avevano trovato in uno stabile abbandonato della zona. A Forte Marghera si racconta la Mestre ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Si parte il 14 di settembre, scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Cosa accadeva a Mestre durante la Prima Guerra Mondiale? I fatti, le curiosità, i retroscena verranno raccontati a Forte Marghera. Mestre in guerra, gli scrittori raccontano, un ciclo di conferenze promosso dal Comune per ricordare il centenario della vittoria. Un racconto in 4 puntate per conoscere come Mestre e la terraferma hanno vissuto quel periodo, affidato agli studiosi che si sono occupati dell'argomento. Abbiamo pensato di creare questo ciclo di incontri che io vorrei diventasse una sorta di racconto a puntate di quello che accadeva a Mestre, che è accaduto a Mestre durante la Prima Guerra Mondiale.
Infatti sono 4 incontri in cui ci sono questi scrittori che racconteranno dal loro punto di vista, ma anche in una successione temporale, tutti i fatti che sono accaduti, e non sono pochi i fatti accaduti a Mestre, contrariamente magari a quello che pensiamo. E pensiamo, diciamo così, che non siano accaduti perché non c'è una grossa bibliografia sull'argomento, quindi pochi che hanno scritto sono poi quelli che parleranno in questi 4 incontri, in queste 4 serate che abbiamo pensato poi di così organizzare all'interno di Forte Marghera. È un'iniziativa, ha osservato l'assessore Venturini durante la presentazione, che conferma la vocazione culturale del nuovo Forte Marghera, su cui il Comune crede molto. Si parte venerdì 14 settembre con Mestre che si prepara. Sergio Barizza racconterà che cosa era Mestre allo scoppiare del conflitto e di come la città arriva alla guerra. Poi Mestre che combatte, Mestre che resiste, infine Mestre che vince. Gli incontri si terranno al centro studi di Forte Marghera con inizio alle 21. Facendolo la sera abbiamo un pubblico abbastanza ristretto, quello che magari sono gli adulti, sperando che poi magari i giovani che magari frequentano sempre più assiduamente Forte Marghera vengano magari ad ascoltare qualcuna di queste conferenze, che spero siano veramente interessanti e anche avvincenti, direi. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri 3 giornali. Si è svolto a Favaro il memorial a Giuseppe Mannuca, il ragazzo che ha perso la vita sulla Jesolana, sul campo da calcio, i suoi amici contro l'Associazione Magistrati di Venezia e di Treviso. Giuseppe è un ragazzo di 20 anni, è un ragazzo pieno di vita, di obiettivi, di voglia di ricercare, di voglia di andare oltre. È un ragazzo che ha studiato all'università, aveva cominciato questo suo percorso, un ragazzo che è cresciuto nel mondo dello sport e che aveva comunque questa attenzione verso il sociale, in 1000 modi, a cominciare dalle cose più semplici fino ad arrivare a qualcosa di più strutturato, che in qualche modo noi stiamo continuando in sua vece. Ne parla ancora al presente la mamma di Giuseppe Mannuca, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in un incidente lungo la Jesolana nell'ottobre 2013. Da allora la sua famiglia lo ricorda con un memorial e sabato pomeriggio sul campo da calcio di Forte Cosenza a Favaro si sono sfidati i suoi amici più cari e l'Associazione Magistrati di Venezia e Treviso. È una manifestazione molto importante alla quale teniamo, che si rinnova, e quindi un segno positivo è quello del ricordo, perché le persone che hanno ben lavorato e ben meritato giustamente vanno anche onorate. E in più è un'occasione per fare dello sport, noi poi con le squadre di ragazzini che ci sono, quindi questo all'interno di una società è certamente molto positivo. Una delle persone più belle che abbia conosciuto, una persona che metteva gli altri prima di se stesso e resterà sempre viva nei nostri cuori. Giuseppe era il fulcro del nostro gruppo. Giuseppe era un ragazzo speciale, per questo si prodigava per gli altri. Nell'ultimo anno della sua giovane vita Giuseppe ha incontrato Nausicaa nell'ambito della sua attività come istruttore di nuoto. Un incontro che è nato con 1000 perplessità da parte di Giuseppe. Sicuramente non aveva strumenti adeguati per poter rivolgersi a ragazzi autistici, ma aveva il cuore, ecco, che lo portava avanti e in modo magico si è costituito un rapporto meraviglioso con Nausicaa. Nausicaa, a detta proprio dei suoi genitori, ha migliorato le sue capacità di relazione, ha migliorato la sua capacità di essere all'interno, di essere inserita all'interno della scuola. Da quando lui se n'è andato per Nausicaa non è più stato lo stesso, ma in virtù di quanto Giuseppe aveva fatto è nata una collaborazione con Città di Smeraldo, che si occupa di studiare forme di vita autonome per i ragazzi autistici. È un progetto pilota che nasce appunto inizialmente con 4 ragazzi dai 17 anni ai 22, quest'anno si estenderà e si amplierà a 6, 5 maschi ed una femmina per la prima volta, che vede loro dal venerdì alla domenica, con l'aiuto di 10 operatori offerti dalla cooperativa Ancora del Comune di Venezia, preparati ovviamente in ambito autistico, vede i nostri ragazzi iniziare un percorso verso l'autonomia.
di spessore come non si vedeva da tempo, macchina della sicurezza funzionante alla perfezione. La mostra del cinema quest'anno ha avuto i numeri da record. Alfonso Cuarón, Roma. Bilancio record per la 75esima Mostra di Venezia, che si è chiusa con l'assegnazione del Leone d'Oro al film Roma di Alfonso Cuarón. 181.700 presenze nelle sale, 81.000 biglietti venduti con aumento del 12%, ma l'aumento più significativo è stato quello degli accrediti, che hanno registrato un più 25%, ha sottolineato il presidente della Biennale Paolo Baratta. Ottimo bilancio anche per la sezione dedicata alla realtà virtuale, e la mostra all'Hotel des Bains dedicata alla storia del Festival veneziano è stata da 27.000 visitatori. Dopo Netflix, ha ironizzato Baratta, il des Bains è stato il secondo vincitore della mostra, riferendosi alla risonanza mediatica avuta dal fatto che il film vincitore del Leone d'Oro è coprodotto e distribuito dalla piattaforma di streaming on demand. A questo proposito Baratta ha sottolineato come non spetti alle istituzioni culturali regolare il mercato della produzione e della distribuzione del cinema. Non abbiamo la sovranità né il dovere di farlo, ha detto. Dopodiché si è dichiarato anche molto soddisfatto dal superamento dello stress test a cui la mostra è stata sottoposta quando i fulmini hanno fatto saltare per 18 minuti la proiezione del film di Lady Gaga. E tutti hanno reagito con grande professionalità e compostezza, ha detto. Altro motivo di orgoglio, la pace ritrovata con gli abitanti del Lido. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera alle 21, a partire dalle 21 in Ring, la nostra trasmissione in studio con Ferdinando Avarino, l'onorevole Dimitri Coin della Lega, Enrico Zanetti, Alessandro Luigi Pisato del PD, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. Non perdetevi quindi Ring questa sera a partire dalle 21. Subito invece poco prima, 20:10, invece si parlerà di biometano e nuovi combustibili naturali con il senatore Giampaolo Vallardi e il direttore del Bioman. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà del tutto sereno, salvo per qualche foschia al primo mattino, peraltro in rapido dissolvimento. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche su questa regione, dominerà il sole ovunque grazie alla protezione dell'anticiclone africano. Cielo sereno praticamente ovunque, al massimo velato sui settori montuosi nel corso delle ore pomeridiane, ma del tutto innocui. Vediamo le temperature, minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà bel tempo anche su questa regione. Ampio soleggiamento su tutti i settori, anche qui con innocua nuvolosità pomeridiana sulle estreme Alpi di confine. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime comprese tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece fra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.